Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare di calciomercato. Piccola parentesi, facciamo una piccola parentesi. Oggi incomincia la Serie A. Meno male, non vi dico l'ora che incomincia oggi. Oh, la Serie A, oggi proprio. Senza Serie A. Quindi oggi non gioco, veramente non ce la faccio proprio. Vabbè, iniziamo a parlare di calciomercato. Allora, prima abbiamo un'ufficialità, cioè il Tati Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. È stato acquistato dalla Lazio per circa 29 milioni di euro più uno di bonus. Più uno di bonus. E ha approdato, cioè approderà oggi in Inghilterra, farà anche le visite mediche. Poi abbiamo una notizia sempre riguardante il West Ham, un'altra ufficialità, cioè Fabio Felipe to West Ham. Here we go. È il nuovo giocatore del West Ham che è stato preso ieri subito dopo di Castellanos, subito dopo, tipo un quarto d'ora dopo già era conclusa questa notizia e sono stati praticamente è stata acquistata se non sbaglio dal Vicente e grazie alla sua cessione ha guadagnato circa 23 milioni di euro. Poi, come altre notizie, abbiamo una riguardante la Roma, perché la Roma, molte virgolette, ha migliorato la sua offerta per Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid. E l'accordo tra le società sono, tra virgolette, molte virgolette sempre, sono quasi vicine. L'accordo finale manca poco alla conclusione e sarà un prestito con opzione con opzione di riacquisto, sì, deve essere riscattato. Poi ora l'accordo ovviamente dipenderà tutto con il giocatore. Il giocatore è già aperto al club italiano, però scusate, voglio ci sono una cosa, ok, al club italiano, però ora bisogna vedere se se il prestito a lui gli va bene, però al 99% gli andrà bene, ne bisogna pure vedere sia, sia l'offerta di trasferimento, nel senso tra virgolette, l'offerta di stipendio, quindi gli va bene al giocatore perché conta pure questo, non conta solo l'accordo dello stipendio, cioè l'accordo con i club, scusate. Poi, come altra notizia, abbiamo una riguardante la Lazio in entrata, perché la Lazio per sostituire il Tati Castellanos ha in mente Pinamonti, che diciamo la pista è molto calda, diciamo, perché la Lazio lo sta sondando da un po' di tempo, da quando la trattativa Castellanos in uscita era avanzata, ha iniziato a sondare il giocatore, ora il Sassuolo offre all'incirca 10 milioni più 2 di bonus e ora è tutto nelle mani della Lazio, che cosa vuole fare. Ora abbiamo un'altra notizia sulla Lazio, stanno arrivando un sacco di notizie sulla Lazio e la Lazio sappiamo che
non ha nei piani Nuno Tavares, e Nuno Tavares non è più nei piani della Lazio. E ha incominciato l'Atletico Madrid a sondare il giocatore, il terzino, però è diciamo un sondaggio, non diciamo una richiesta di informazioni riguardante il terzino. Poi abbiamo una notizia riguardante il Torino, perché è l'ultima notizia di cui parleremo, e poi chiudo qui col video. E Ivan Lic, aspetta, non mi ricordo, Ivan Ilic, scusate, oggi mi ha avuto un déjà vu. Molto vi posso confermare al 100% che Ivan Ilic ehm, lascerà il Torino a gennaio. Ha molte squadre che lo chiamano tra Serie A e extra. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ciao!